Adesso il deputato Pili ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente, non posso che ritenermi totalmente insoddisfatto. Il sottosegretario che ha parlato ha la delega per l'ambiente, quindi rappresenta qui il ministro Orlando e ha richiamato il sottosegretario la imponente cifra che sarebbe già stata stanziata dopo questo evento, 5 milioni di euro. Basterebbe questo per dimostrare come questo governo intende far fronte a questa drammatica situazione in Sardegna. Come si può il Ministero dell'Ambiente dire di aver rinvenuto nelle sue risorse disponibili 5 milioni di euro a fronte di una richiesta che più parti hanno dimensionato in 1 miliardo di euro? Perché non c'è stato il tempo di rinvenirle? No, perché vige una regola di farsi una passeggiata, così come ha fatto il ministro Orlando in Sardegna assieme ad altri suoi colleghi nelle ore successive al drammatico evento, senza concretizzare e senza dare alcuna risposta che possa essere plausibile e accettabile. Quando si dice, come ha richiamato il sottosegretario, che ci sarebbero nel quadro generale 70 milioni disponibili sul generale intervento sul sistema idrogeologico e dice di questi 12 milioni sono dello Stato. Ma come si fa a pensare di poter dare alla Sardegna l'elemosina rispetto a un riparto dei fondi che non solo non è sul piano oggettivo, ma sul piano morale non è sostenibile? C'è un dato che voglio qui richiamare. Rispetto agli ultimi 20 anni degli stanziamenti infrastrutturali in Italia, a un cittadino della Calabria pro capite sono stati affidati 23.000 euro e 300 euro. 23.000 euro. Alla Sardegna, a un cittadino sardo, a fronte dei 23.000 euro del cittadino calabro, 3.400. Cioè non è un problema che mancano i soldi, è un problema che il riparto avviene in termini discrezionali, non oggettivi, che discriminano la Sardegna e i sardi. E questo non è accettabile. Non è accettabile che, per esempio, si possa dire siamo pronti ad auspicare che il patto di stabilità venga allentato o venga cancellato. Il governo non si deve dire favorevole, il governo deve fare gli atti, doveva venire già qui a dire che il patto di stabilità non poteva esistere e che veniva su questi interventi emergenziali e quelli successivi sul piano della ricostruzione dovevano essere eliminati i vincoli del patto di stabilità. E dall'altro punto di vista l'uso indiscriminato del territorio. Su molte questioni e sulle responsabilità politiche, anche sui territori, sarebbe utile mettere nomi e cognomi e in qualche caso anche le forze politiche che hanno accompagnato quelle scelte, non sempre di una sola parte politica. Ma ci sono per esempio altre questioni a costo zero. Per esempio quella talebana lettura che è stata data, una norma che prevede che non si possano pulire gli alvei dei fiumi dagli alberi, dal legname, perché sarebbe un furto portarlo via. Ebbene, gran parte dei drammi che si sono verificati in questi giorni in Sardegna è perché gli alvei dei fiumi non erano stati messi in condizioni di soddisfare non una grande alluvione, ma nemmeno una piccola, perché di fatto hanno ostruito totalmente le paratie, i passaggi sotto i ponti, disarcionando gli stessi e mettendoci nelle condizioni di non poter utilizzare reti viarie efficienti, proprio perché la pulizia degli alvei è vietata da una visione talebana del governo del territorio, dove il Ministero dell'Ambiente avrebbe potuto assolutamente intervenire. Che dire della proposta di rimodulare la legge obiettivo? Parliamo del niente. Basterebbe semplicemente commissariare le opere già finanziate e che non sono state realizzate. Basterebbe dire che la diga di Macheronis, che è quella di Torpè, ha un intervento di sopraelevazione per la realizzazione delle paratie ormai in corso da 7 anni e che purtroppo non è stata realizzata per le incompetenze, per le negligenze, per i ritardi che sono stati su quello accumulati. Non è pensabile che ci siano le risorse finanziarie e che un'opera emergenziale così strategica in quel territorio debba avere anni e anni per essere compiuta. E da questo punto di vista io credo che sia emblematico, e io mi permetto di richiamarlo,
una verifica di tutte le opere in corso. Gran parte di quelle strade che sono state divelte dalla furia dell'alluvione sono strade che hanno interventi realizzativi recenti che soprattutto hanno dimostrato l'incapacità di realizzare quelle opere statali in molti casi senza quella dovuta attenzione realizzativa e anche sulla fase del collaudo, ma su questo credo che la magistratura farà luce. Cosa dire della risposta del Ministero dell'Interno? Una risposta che più burocratica di così non si può. Quando si dice che in Sardegna si attiva il servizio soltanto in funzione dell'antincendio, si dice che la Sardegna non è esente da qualsiasi altro tipo di evento e che non può avere un corpo articolato rispetto alle esigenze di una regione insulare, cioè non si capisce, non si ha la percezione di cosa significhi vivere in un'isola, non in Sicilia che è a qualche chilometro di distanza dalla terraferma e dal continente. Non si capisce cosa significhi governare l'emergenza e avere a disposizione non discontinui, ma avere titolari di quel ruolo, di quel compito che devono essere formati, non raddoppiare in turni, ma avere quelle strutture e quegli uomini che sono a disposizione. Quando si dice che i discontinui non sono vigili del fuoco con tutti i crismi, si dice il falso, perché si sa che stiamo parlando di discontinui, di vigili del fuoco altamente professionalizzati che hanno e che svolgono qualsiasi tipo di mansione e che meriterebbero, proprio perché da 20 anni svolgono quel servizio, di essere richiamati in servizio in termine permanente, non con sotterfugi che li stanno cancellando come uomini e come prestatori di servizio al servizio dello Stato, delle emergenze per la sicurezza dei cittadini. Che dire della previsione dell'ANAS di stanziare 30-50 milioni di euro? Siamo alle bazzecole, siamo al niente. Occorre da questo punto di vista prendere atto che questo governo non solo non intende dare quelle risposte che gli sono state chieste, lo stanziamento consistente sui fondi comunitari, sui fondi statali, sui fondi FAS e non con la rimodulazione, con lo stanziamento di nuove risorse, perché la parola rimodulazione vuol dire che togliete da una parte, sempre della Sardegna, e rimettete dall'altra. Servono risorse aggiuntive, non sostitutive o rimodulate. E su questo credo che la parola grande attenzione del governo che lei, sottosegretario, ha richiamato debba essere invece trasformata in grave e grande disattenzione del governo nei confronti della Sardegna. E in questi giorni le visite, le passeggiate del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno dimostrato che poi in concreto non c'è niente, non c'è un solo atto a 10 giorni che possa guardare con un minimo di speranza a quello che verrà nel futuro, con responsabilità del governo, della regione, ma anche di una scarsa e una cecità previsionale che sostanzialmente ha messo a repentaglio, speriamo che sia davvero l'ultima volta, la Sardegna e i sardi, perché questo Stato continua a pensare che la Sardegna sia una regione come le altre, in realtà è una regione insulare che ha problemi molto più elevati, molti più gravi, che meriterebbero maggiore attenzione da parte del governo e dello Stato.